Dal mio punto di vista il Veneto è una terra pazzesca, straordinaria, bravissima a fare, ma non altrettanto bravissima a mostrare ciò che fa. E in questo credo di poter essere un valore aggiunto, perché dare voce al Veneto è quello che ho sempre fatto. Oggi volevo dirvelo come sono sempre stato, senza tanti fronzoli, mi candido al Consiglio regionale del Veneto e quello che voglio portare avanti sarà molto coerente con quello che ho sempre mostrato: la valorizzazione del territorio, i giovani e piccoli imprenditori, i lavoratori, la disabilità, l'inclusione, la violenza sulle donne e l'agricoltura e i giovani agricoltori. Mi candido con i moderati, che sicuramente rappresenta tutti i miei valori, che sono il rispetto, l'equilibrio, il buonsenso, la voglia di costruire senza urlare, come sono fatto io. Sarò capolista a Padova, candidato a Vicenza, a Verona e a Venezia. Ho l'età giusta, la preparazione giusta per farlo, metterò a disposizione tutta la mia mediaticità, perché assieme a tutti voi siamo una community di oltre 900.000 persone, metterò a disposizione la mia schiettezza, ma soprattutto il mio equilibrio con chi la pensa anche diversamente a me. Continuerò sempre a mostrare il Veneto secondo i miei occhi e non sono un politico, sono uno di voi. Credo in un Veneto che lavora, unisce e costruisce senza urlare. È una scelta che nasce da quello che ho fatto in tutti questi 9 anni, dove ho raccontato il Veneto vero, quello del lavoro, quello dei sogni, ma anche quello più umano, fatto di sociale, fatto di solidarietà, fatto di disabilità, fatto di chi fa fatica ma non si arrende con dignità. Quindi se voglio sostenere il mio lavoro il 23 e il 24 novembre, noi moderati e sotto Ronco, oppure il Veneto imbrutito si può. È stato dura questa volta esporsi, mamma mia. Comunque buona campagna elettorale a tutti e viva il Veneto e viva i Veneti, perché per noi alla fine questa è casa.